Buonasera e bentornati con l'informazione di Telefriuli. L'opposizione in regione chiede le dimissioni del vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Gravi e inaccettabili le carenze gestionali nella sanità, non ultima la questione della bocciatura degli atti delle aziende sanitarie da parte della direzione generale. Questa è la denuncia della minoranza che si è presentata nuovamente compatta oggi in regione. A Udine, servizio. Abbiamo una proposta di mozione di censura nei confronti dell'assessore perché la situazione oggettivamente è insostenibile. La mozione di censura è nient'altro che una richiesta di dimissioni dell'assessore Riccardi. L'opposizione passa all'attacco e dopo aver denunciato nei giorni scorsi la bocciatura degli atti aziendali degli ospedali da parte della direzione generale, ora chiede al vicepresidente della regione di gettare la spugna. La misura è colma, afferma compatta la minoranza, che rileva la grave situazione organizzativa e gestionale in cui si trova a convivere negli ultimi 4 anni l'intero sistema sanitario regionale. L'errata configurazione di posti letto di terapia intensiva, la sovrapposizione di percorsi Covid non Covid e per Gorizia il totale disallineamento di tutte le fonti che dovevano conteggiare le terapie intensive. Tempi di attesa enormi, insostenibili e mancanza di servizi di base a partire da guardie mediche, no, in montagna o anche da medici di base e poi soprattutto mancanza di personale. Non ultimo le 15.000 firme presentate dai cittadini che evidenziano mancanze sui servizi sociosanitari, da qui la forte preoccupazione per la tenuta del sistema e la necessità di un cambio della guida politica. È necessario cambiare rotta, dare una svolta a questa sanità regionale che sta mostrando tutti i limiti di una gestione assolutamente non condivisa, nemmeno con gli stessi operatori sanitari. Chiediamo che vengano riconosciuti i gravissimi problemi che sono stati in qualche modo lasciati in disparte dalla pandemia, ma che adesso emergono in tutta la loro forza. Ho la coscienza a posto, e questo è il commento del vicepresidente Riccardi, che respinge punto per punto gli attacchi dell'opposizione. Il vero problema è di carattere nazionale e non regionale, dice, è la mancanza di personale. Sentiamo. Sono molto orgoglioso di riuscire a trovare una ragione per mettere insieme tutti questi signori. Sul fatto che ci sia una mala gestione dovrebbero anche pesare le parole che dicono, in particolare nei confronti di tutte le persone che lavorano nel sistema sanitario e nella fatica che hanno fatto. A partire dalla petizione. La petizione sono aspetti che devono essere considerati. Se non ricordo male, quella petizione parla del servizio sanitario dal 2004, quando le forze politiche di quei signori che hanno presentato questa cosa oggi mi pare che avessero governato e non poco. Se poi vogliamo toccare i titoli principali, la polemica delle terapie intensive è prontamente smentita rispetto ai numeri che io confermo, che sono i 175, che sono stati oggetti di valutazione in natura tecnica, dove non credo che il geometra Moretti sia in grado di giudicare questo. Il rapporto con gli atti aziendali inizia tra le direzioni e le aziende sanitarie ancora a dicembre, sulla base di una norma che esclude la politica dalle decisioni. Ed è evidente che ci sia un contraddittorio tra le aziende, dove le aziende devono raggiungere i livelli di salute che sono stabiliti dalla politica e l'azienda di coordinamento insieme alla direzione centrale devono rendere compatibili questi pareri sulle proposte delle aziende e la loro organizzazione con quelli che sono gli obiettivi di salute. Non c'è stata alcuna bocciatura, prova ne sia che alcuni giorni dopo questo percorso si sta concludendo. Il problema personale è la grande questione che questo Paese ha. Non è la Regione che non vuole mettere un medico di base in più o un infermiere in più, sono le competenze professionali che non ci sono e sono figlie di leggi che devono essere modificate e lo ricordo in particolare al Partito Democratico che ininterrottamente per 10 anni governa questo Paese. Penso di avere la coscienza pulita dopo aver lavorato come ho lavorato nel corso di questi anni. Con i 4 morti di oggi è stata superata la soglia dei 5.000 decessi in regione dall'inizio della pandemia. 963 casi riscontrati nella giornata odierna. Su 3.800 tamponi molecolari sono stati rilevati 299 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,87%. Sono inoltre 5.769 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 664 casi, 11,51%.
Le persone ricoverate in terapia intensiva si riducono a 3, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 156. Come detto, 4 decessi di oggi, il totale delle vittime ammonta a 5.002. E ora veniamo alla storia di un uomo completamente immunizzato contro il Covid-19 e che ha il Green Pass attivo, ma non secondo il Ministero della Salute, che lo ha sanzionato con 100 euro. Il caso di un cittadino di Fontanafredda, intervistato per noi da Alberto Comisso. Chi fa il suo lavoro, se ha sbagliato paga, oppure mi manda una comunicazione delle scuse. Walter Bergamo è furioso. Nonostante sia stato ligio nel vaccinarsi con 3 dosi contro il Covid-19, oggi ha ricevuto una raccomandata dal Ministero della Sanità nella persona del direttore generale Giuseppe Viggiano, con la comunicazione che contro di lui è stato avviato un procedimento sanzionatorio, in quanto secondo le informazioni in possesso del Ministero stesso non avrebbe completato il ciclo vaccinale entro il 1° febbraio, con un ritardo di 2 giorni, ma non per colpa sua, a causa, lo sostiene fermamente, dei ritardi nelle prenotazioni che c'erano in quel periodo. Avrà 10 giorni di tempo per spiegare il motivo del differimento o dimostrare eventualmente il certificato che lo esenta dall'immunizzazione. Io ho fatto i 3 vaccini regolarmente, ho il Green Pass attivo e non arrivo a capire questa comunicazione. 10 giorni di tempo per fare la comunicazione. Io dico la verità, io non comunico niente a nessuno. E vediamo come va a finire, perché uno che rispetta le regole, rispetta la legge, fa quello che deve fare e poi leggo questa cosa che sono rimasto veramente allibito, perché dico, chi non ha fatto i vaccini, va bene, è giusto che venga sanzionato, ma chi rispetta le regole non è giusto. Bergamo non è certo intenzionato a pagare la sanzione di 100 euro e ha promesso che andrà fino in fondo. Domani chiamerò l'onorevole Vanniagava per capire in Parlamento che faccia una richiesta, che vada a fare delle verifiche per capire cosa sta succedendo. Il caso del cittadino di Fontanafredda non è l'unico. Nei giorni scorsi diverse sono state le segnalazioni analoghe giunte all'associazione Casa del Consumatore, come confermato dalla presidente Lauretta Serafini. Si tratta di cittadini ultra cinquantenni ai quali l'Agenzia delle Entrate richiede il pagamento della sanzione, nonostante abbiano dimostrato di essersi sottoposti alla terza dose. Non capisco perché, afferma Serafini, queste persone si vedano recapitare la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio. Evidentemente non c'è comunicazione tra Ministero della Salute e Agenzia delle Entrate. L'associazione Casa del Consumatore ha supportato le persone sanzionate sia l'azienda sanitaria di riferimento che l'Agenzia delle Entrate. I cittadini si sono trovati in difficoltà, spiega Serafini. Molti non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici e non avevano idea di come muoversi, anche in considerazione del fatto che ritenevano di essere in regola. La cronaca, il mondo della ristorazione saluta uno dei suoi grandi protagonisti. Questa mattina, infatti, è venuto a mancare Gerardo Buttarello, celebre per aver portato nel suo locale di Gemona, tra i primi in Friuli, la tradizione della bistecca alla fiorentina. All'inizio di febbraio aveva avuto un incidente automobilistico da cui non si era più ripreso. Nel corso della sua carriera, prima in diversi ristoranti della regione, tra cui Lignano, Gerardo si era fatto conoscere come chef e ristoratore fino ad aprire la sua trattoria nel borgo gemonese di Taboga, diventata presto luogo di culto della cottura alla brace. Ora veniamo alla pagina della provincia. La sovrintendenza per la presenza di 3 ponticelli blocca i lavori della messa in sicurezza dell'ex provinciale 21 tra Bannia e San Vito al Tagliamento, teatro di 4 incidenti mortali. Questa mattina, arrivate di Fiume Veneto, i cittadini hanno fatto sentire la loro voce. 3 ponticelli rischiano di bloccare la messa in sicurezza della ex provinciale 21, la strada che collega San Vito al Tagliamento a Bannia. Questa mattina, su iniziativa del consigliere regionale Tiziano Centis, numerosi cittadini si sono dati appuntamento a Rivate di Fiume Veneto per far sentire la loro voce. Il vincolo della soprintendenza a 3 ponticelli, mi auguro e spero non sia più importante della sicurezza dei cittadini che transitano migliaia al giorno questa importante strada di collegamento fra San Vito e Bannia. Abbiamo pensato di riunire i cittadini, i residenti della località Rivate per spiegare il perché di questa scelta, di questo vincolo della soprintendenza. Ci sono sì tre ponti, però non sono dei ponti così antichi da poter dire non possiamo così ampliarli o che. Diciamo che tutto si può al giorno d'oggi,
però non possiamo bloccare una strada così importante. Siamo ancora una volta qui a lamentare da un lato l'assenza dell'amministrazione che ancora una volta non informa i cittadini, non ci tiene al corrente nemmeno nei luoghi istituzionali dentro il Consiglio Comunale degli sviluppi di progetti importanti come questo dell'allargamento della Provinciale 21, la cosiddetta via San Vito. Aggiungiamo a questo le ultime dichiarazioni della maggioranza e gli ultimi argomenti che sono quelli della nuova circonvallazione. Anche su questo tema assoluto riservatezza, ma una riservatezza che è colpevole perché nemmeno il Consiglio Comunale è stato informato compiutamente. La comunità collinare, ancora un modello di gestione efficace e di collaborazione tra comuni, e a 55 anni dalla sua fondazione dimostra ancora la lungimiranza di quel sistema. Questo è il concetto espresso dall'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, intervenuto oggi a Colloredo di Montalbano alle celebrazioni del 55° anniversario di fondazione della comunità collinare alla presenza dei sindaci di 15 comuni che la compongono. Nella riforma degli enti locali la Regione ha preso a modello proprio la comunità collinare, che si è dimostrata la massima espressione di condivisione di servizi tra comuni, unica attuale possibilità per le amministrazioni locali di erogare servizi ai cittadini. Quanto alla riforma degli enti locali, ha ricordato Roberti, la Regione sta portando a compimento il percorso di trasformazione degli enti di decentramento regionale, a cui entro la fine della legislatura sarà conferita la forma di organismi elettivi. Susans di Maiano festeggerà domani alle 11, prima con la messa e poi nel centro comunitario, la consegna del premio che il Comitato di Valutazione Don Giovanni Brugnani, parrocchia inclusiva, ha assegnato alla parrocchia maianese. Al centro dell'attenzione l'esperienza realizzata nei confronti di un ragazzo, cioè di Lorenzo. Dal 2011 il Movimento Apostolico Ciechi, grazie a un lascito ricevuto un premio rivolto alle parrocchie che si attivano e si impegnano per includere nella loro vita e nella loro attività le persone con disabilità visiva o con altri deficit. La partecipazione della parrocchia è stata meritevole e si è classificata al secondo posto tra i progetti in corsa nell'edizione 2021. E ora ci spostiamo a Tavagnacco, dedicato alla scrittrice Novella Cantarutti, un murales che ricopre parte della facciata del municipio di Flettumberto ed è dedicato a tutte le donne vittime della violenza, la panchina rossa che campeggia sempre di fronte al comune. Sentiamo. Abbiamo voluto fare un'operazione culturale, nel senso che abbiamo scelto di entrare nel circuito della città della poesia con una donna e con una scrittrice e poetessa friulana. Non è nota a tutti, per cui noi vogliamo farla conoscere, che sia conosciuta e che sia apprezzata. Per cui diciamo che siamo orgogliosi di entrare in questo circuito e di entrare in questo circuito con una figura femminile, visto che il nostro comune è sempre molto attento a tutto quello che riguarda il mondo delle donne. Lo scorso ottobre abbiamo inaugurato un'aiuola in una piazza del nostro comune dedicata proprio alla lotta contro la violenza sulle donne. Oggi dedichiamo questa panchina che si trova proprio di fronte al Palazzo Comunale, sempre con questa finalità, cioè di tenere presente, di tenere l'attenzione sempre costante tutto l'anno. Concludiamo con lo sport. L'Udinese sogna l'impresa contro l'Inter. Sentiamo mister Cioffi. Ci troviamo ad affrontare la squadra che detiene il titolo, che è dal 2019 che lavorano insieme, e quindi ci arriviamo emozionati, ci arriviamo ambiziosi e ci arriviamo mentalizzati, emozionati perché queste sono partite che generano emozioni forti, specialmente vedendo il contesto che ci aspetta. Ci aspettiamo una Dacia Arena e siamo felici di giocare una Dacia Arena piena. Ci arriviamo ambiziosi perché credo che ogni giocatore debba sognare l'impresa, al di là di Udinese, Inter o Chelsea, Liverpool, e ci arriviamo mentalizzati perché sappiamo che sarà una partita di fatica, di sofferenza e di tanto sacrificio. Questa era anche l'ultima notizia, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata a tutti, arrivederci.